Lombardia, l'Emilia-Romagna e i TAR stanno sospendendo le ordinanze dei governatori che hanno rinviato l'apertura delle scuole superiori. In Veneto i comitati dei genitori pronti a formalizzare un ricorso analogo. Il personale che non si vaccina potrebbe mettere a rischio le vite altrui. Secondo me può andare a fare il boscaiolo. Non usa mezzi termini il primario di terapia intensiva del Covid Hospital di Jesolo. Ansia e depressioni aumentate vertiginosamente a causa del Covid. I dati del numero verde della regione sono gli uomini ad avere maggiori difficoltà. Venezia è l'unico comune capoluogo del Veneto a non aver consegnato i buoni spesa del decreto Ristori-ter. Il consigliere Gasparinetti ha presentato un'interrogazione in cui chiede i motivi del ritardo. Il Partito Democratico dà la pagella ai primi mesi dell'amministrazione Brugnaro, bocciandola su tutta la linea. Con la crisi legata al Covid rimane alto il rischio infiltrazioni di associazioni criminali a Venezia, anche Confartigianato impegnata in un'attività di monitoraggio del fenomeno. La Corte dei Conti ha sollevato obiezioni sugli aspetti contabili del progetto varato dall'ex magistrato alle acque che dovrebbe mettere al sicuro la Basilica e Piazza San Marco. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. E dunque, dopo Friuli ed Emilia-Romagna, dove i TAR stanno sospendendo le ordinanze dei governatori che hanno rinviato l'ingresso in aula degli studenti delle scuole superiori, anche in Veneto i comitati sono pronti a formalizzare un ricorso analogo. Stiamo valutando la possibilità di presentare un ricorso contro l'ordinanza regionale anche qui in Veneto, alla luce di quello che è stato l'esito degli altri ricorsi presentati nelle altre regioni, soprattutto quelle a noi confinanti, Lombardia, Emilia e Friuli Venezia Giulia. Non hanno ancora presentato alcun ricorso, ma potrebbero farlo presto i genitori del comitato Priorità alla Scuola, reduci dal sit-in di venerdì all'esterno dell'unità di crisi di Marghera. Del resto i TAR a macchia di leopardo stanno sospendendo tutte quelle ordinanze regionali con cui i singoli governatori hanno rinviato il rientro in aula delle superiori, applicando la didattica a distanza al 100%. È chiara l'indirizzo dei vari tribunali amministrativi che, ripeto, sottolineano proprio come alla base di queste ordinanze regionali ci sia una mancanza di motivazione per la chiusura delle scuole superiori. Alla base dei ricorsi l'inefficacia della DAD, foriera detta dei ricorrenti, di disparità di trattamento tra studenti con relativo disagio psicofisico, ma anche la mancata evidenza di una pericolosità maggiore della vita in aula. Per questo io credo che il presidente Zaia in Veneto potrebbe anche fare più bella figura a ritirare la sua ordinanza piuttosto che tergiversare e aspettare che anche in Veneto ci si muova eventualmente con un ricorso. In attesa di una contromossa della regione continua la mobilitazione. Siamo arrivati a costituire quello che sarà un presidio permanente ogni venerdì sotto la regione Veneto fin quando almeno le scuole non verranno riaperte. Il personale che non si vaccina e potrebbe mettere a rischio le vite altrui, secondo me può andare a fare il boscaiolo, non usa mezzi termini il primario della terapia intensiva del Covid Hospital di Jesolo. Come dichiarato dal governatore Zaia nei giorni scorsi, anche dal Covid Hospital di Jesolo arrivano notizie confortanti sui numeri delle terapie intensive. Oggi abbiamo 11 pazienti, quindi siamo un po' più tranquilli rispetto alle giornate di fine dicembre, dove avevamo tutti i 16 posti letto occupati, quindi una situazione che è ancora una situazione molto impegnativa, però pian piano si sta diventando più gestibile, più tranquilla, perché ci sono meno ricoveri in terapia intensiva. La speranza ora è riposta nei vaccini, oltre che nei comportamenti corretti di ogni singolo. E proprio su determinate categorie che non si vaccinano, Toffoletto, che è stato tra i primi a sottoporsi alla somministrazione, non risparmia una dura critica. Siamo di fronte a una situazione, a una scelta etica e sociale per cui chi lavora a contatto con delle persone che siano dei soggetti fragili, come chi è nelle case di riposo, o comunque ha un contatto quotidiano e quindi rischia esso stesso di essere il vettore, cioè colui il quale porta la malattia,
per me non ci sono se, ma si deve vaccinarsi e basta, chiuso. Oppure uno decide di fare un altro lavoro, può andare a fare il boscaiolo, può tagliare altre cose. Fondamentale è non abbassare la guardia, ora in particolare per evitare alla curva di risalire, soprattutto alla luce del fatto che anche la media d'età è cambiata. È un'età media che è più bassa rispetto a marzo, e quindi noi abbiamo tantissime persone che sono tra i 60 e i 75 anni, e quindi quella categoria di persone che è ancora anche attiva economicamente, ma anche attiva nei rapporti sociali, quindi verosimilmente più esposta a prendere il coronavirus. Abbiamo avuto anche pazienti molto più giovani, anche di 40 anni. Anche la mamma di Ivan Busso, il falconiere di 42 anni di Malcontenta, papà di una bimba di 2 anni, morto a inizio mese a causa del Covid, si è spenta. Nel giorno del funerale del 42enne, poco prima della celebrazione delle esequie che sono state trasmesse anche online, la famiglia è stata avvisata della morte della mamma di Ivan, Gina Smerghetto, di 65 anni. Ricoverata a Mestre dopo Natale, è stata per circa una settimana in medicina all'ospedale dell'Angelo prima di aggravarsi a causa del Covid ed essere trasferita in terapia intensiva. Un dolore che per la famiglia si è aggiunto alla ferita ancora aperta del decesso di Ivan. Ansia e depressioni aumentate vertiginosamente a causa del Covid. I dati del numero verde della regione, inoltre, che rivela anche come siano gli uomini ad avere le maggiori difficoltà. Se dal 2012 il numero verde della regione 833 43 43 aveva registrato 11.300 telefonate, da marzo a fine 2020 le richieste di aiuto allo sportello inoltre sono moltiplicate, passando a 3.200. Sono gli effetti collaterali del coronavirus che generano ansia e depressione. Praticamente abbiamo concentrato in pochi mesi quello che di solito si faceva in un anno. Ed è una cosa importantissima perché la gente, i cittadini, ha ritenuto giusto avere un confronto sui temi psicologici importanti. E la nostra mente reagisce alla paura con un eccesso di disturbi legati all'ansia, disturbi di attacchi di panico, a tutte quelle manifestazioni che sono incontrollabili quando la paura è tanta. Finora una sola persona ha manifestato intenti suicidari. Gli attacchi d'ansia colpiscono ogni fascia d'età, ma i più fragili risultano essere gli uomini. Soprattutto l'età, la fascia che va dai 30 ai 50, poi dai 50 ai 70, ma c'è una fascia interessante che è quella degli ultrasettantenni, cioè anche gli anziani, soprattutto quelli che si sono trovati soli. I timori e le angosce si sono modificate negli ultimi mesi. Se all'inizio c'era soprattutto la preoccupazione di contagiarsi, la difficoltà a stare chiusi in casa, adesso chi chiama sono soprattutto i contagiati dal virus, quindi il timore di poter avere dei sintomi più gravi, quindi un ascolto anche delle sensazioni, dei disturbi, e poi la preoccupazione di contagiare i propri cari, oppure come gestire, avere dei consigli su come gestire i propri cari, soprattutto gli anziani. Il servizio è sempre attivo. Noi siamo un'equipe di 10 psicologi e ci si alterna al telefono per dare un servizio alla comunità veneta H24 e 7 giorni su 7, perché anche le ore della notte sono ore in cui si può telefonare per avere comunque un colloquio psicologico. Ora cambiamo tema e parliamo degli abbattimenti dei padiglioni dell'ex ospedale al mare al Lido di Venezia. I giudici del TAR del Veneto hanno giudicato meritorie di approfondimento le osservazioni presentate da Italia Nostra, fissando l'udienza di merito nel primo trimestre del 2022. Non ci saranno abbattimenti dei padiglioni dell'ex ospedale al mare al Lido di Venezia, almeno fino al primo trimestre del 2022, quando cioè il TAR del Veneto ha fissato l'udienza di merito per la discussione del ricorso presentato da Italia Nostra. Non si tratta di una sospensiva dal punto di vista formale, ma i ricorrenti hanno ottenuto di congelare un eventuale avvio del cantiere. Concluderemo a fine gennaio tutto l'iter per quanto riguarda la burocrazia amministrativa interna nostra, quindi a fine gennaio ci sarà la delibera con la
alla variante, al piano regolatore dell'area, quindi tornerà ad essere disponibilità albergo università. Il presidente dell'Agenzia per lo Sviluppo, Beniamino Piro, ribadisce l'importanza del progetto presentato da Cassa Depositi e Prestiti. La riqualificazione di quest'area, che è di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, e che prevede la nascita appunto in questi 80.000 metri quadri di 2 nuovi resort, uno targato Club Mediterranee e uno TH Resort, più una scuola, la prima in Italia, che sarà una università del turismo che nascerà appunto all'interno di questi capannoni. Porterà fondamentalmente 400 posti di lavoro diretti più tutta una serie di posti indiretti che daranno, ci auguriamo, assolutamente riscontro favorevole nell'isola del Lido. Per i prossimi 15 mesi potrà proseguire la progettazione, ma i padiglioni non saranno abbattuti fino al pronunciamento del TAR. Venezia è l'unico comune capoluogo del Veneto a non aver consegnato i buoni spesa del decreto Ristori Ter. Il consigliere di Terra e Acqua 2020, Marco Gasparinetti, ha presentato un'interrogazione in cui chiede i motivi del ritardo e la pubblicazione del bando per gli aiuti alle famiglie. Era il 23 novembre quando con il decreto Ristori Ter il governo Conte stanziava 400 milioni di euro a favore delle famiglie in difficoltà economica per la crisi innescata dal coronavirus. Milioni di euro di aiuti, quasi 1,5 per Venezia, che i comuni avevano il compito di distribuire sotto forma di buoni spesa e generi di prima necessità. Padova ha provveduto il 14 dicembre. Abbiamo Treviso che ha provveduto il 15 di dicembre, Vicenza il 23 di dicembre, Verona il 29 di dicembre, mentre dal Comune di Venezia tutto tace e allo stato attuale siamo già al 16 gennaio e non risulta pubblicato il bando per distribuire 1,4 milioni di euro che sono già in cassa e che vanno distribuiti alle famiglie in difficoltà. Marco Gasparinetti ha presentato a Ca' Far Setti un'interrogazione in cui chiede i motivi del ritardo di Venezia rispetto agli altri comuni italiani e per sollecitare la pubblicazione del bando al più presto. Non si capisce perché a Venezia ancora dobbiamo aspettare, sapendo che a livello comunale ci sono nuove povertà e che le famiglie assistite dai servizi sociali sono triplicate con il coronavirus. Abbiamo contezza di situazioni di necessità assoluta che questi soldi avrebbero voluto vederli magari anche a Natale, a Capodanno, e invece stiamo ancora aspettando. Tra chi avrebbe bisogno di aiuto e non ha ricevuto ancora nulla, ad esempio ci sono tanti lavoratori del porto, cui il comune, osserva Gasparinetti, non manca però di offrire solidarietà in manifestazioni in cui tutta la colpa viene addossata al governo. E noi non vorremmo che questa venisse usata come manodopera per le proteste, quando invece il Comune avrebbe strumenti per dare un aiuto a chi appunto non riceve più neanche la NASPI, perché gli stagionali e tutto il mondo delle crociere ad esempio si trova ormai da più di un anno senza reddito e sarebbe bene che il Comune si ricordasse di loro non solo quando ci sono delle proteste, ma anche per dare un aiuto nel momento di necessità. Dalla crisi economica alla gestione del Covid, dalla residenzialità alla sicurezza, i consiglieri del Partito Democratico hanno fatto il punto della situazione nel Comune di Venezia. Abbiamo deciso oggi di aprire il primo punto stampa in qualche modo aperto in live, Facebook, per dialogare ovviamente sia insieme alla stampa ma anche per comunicare quanto viene fatto e quanto fa il Partito Democratico in Consiglio Comunale. Oggi ci saranno ovviamente altri incontri, in questo senso si sono impegnati ovviamente tutti gli 8 consiglieri e le consigliere del partito. Rigorosamente via internet, come impongono le prescrizioni anticontagio, il Partito Democratico veneziano fa il punto di questo primo periodo di attività del Consiglio Comunale, partendo da un bilancio in cui vengono evidenziati i ritardi dell'amministrazione in carica. Pensiamo alla gestione dell'emergenza Covid, dove in tutti questi mesi, sia della nuova amministrazione ma anche della precedente, c'è un totale silenzio, nessun tipo di comunicazione e di collaborazione anche insieme alla cittadinanza. Dall'altro il tema dei trasporti, vediamo quante corse vengono tagliate, per poi dopo ovviamente le proteste in alcuni casi essere parzialmente ripristinate. Con il Covid Venezia all'anno zero e mai come in questo periodo sarebbe opportuno, secondo il PD, ripensare alla città e a chi ci vive, a partire dalla casa. Noi abbiamo presentato alcune proposte proprio in tema di residenzialità per incentivare proprio l'affitto ovviamente ai residenti, con proposte concrete di ad esempio di creazione di un ufficio per la locazione, oltre che ovviamente una richiesta di investimento per quanto riguarda ovviamente il patrimonio
patrimonio pubblico delle case pubbliche. Un altro filone di crisi in città è rappresentato dalla sicurezza, cui si aggiunge anche il rinfocolarsi delle baby gang, un fenomeno in cui secondo Sambo pesano la mancanza di politiche sociali e giovanili. Questi due filoni, quello delle politiche sociali e quello delle politiche giovanili, invece deve tornare ad essere uno dei temi centrali per la città tutta, perché poi riguarda purtroppo giovani sia della terraferma ma anche di Venezia città d'acqua. E intanto l'assessore comunale De Martin illustra invece il progetto di riqualificazione dell'area dell'ex Umberto I. Motivo conduttore del progetto è il fiume Marzenego, che vitalizza il cuore verde e fluviale della città di Mestre. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di edifici dove sono stati accolti pienamente gli indirizzi anche con il regolamento edilizio approvato da questa amministrazione a dicembre di un anno fa, proprio tenendo presenti i valori anche ambientali di mitigazione ambientale, quindi fabbricati non energivori, fabbricati che rispettano tutti gli standard qualitativi e tecnici di nuova costruzione, quindi fortemente attenti anche all'aspetto ambientale e all'emissione del CO2. 4 ettari nel cuore di Mestre con un progetto volto alla riqualificazione dopo che il gruppo Alissi ha aggiudicato l'area ex Umberto I, area che si inserisce in prossimità del fiume Marzenego, filo conduttore di tutto l'intervento. È un intervento che è già stato convenzionato dal punto di vista urbanistico, quindi il progetto si deve vedere nel suo insieme. L'investimento negli edifici privati, ma anche la riconsegna, secondo la convenzione, di quegli edifici alla città. Ecco, tutto questo progetto deve essere visto in un'unica visione. Al momento opportuno saranno presi i provvedimenti e resa edotta la città di quello che sarà la miglior scelta, la miglior decisione da attuare e da portare avanti, così i cittadini saranno parte attiva anche della visione fin dall'inizio. Questo è lo stato dell'arte del progetto presentato a settembre. Abbiamo fatto un'importante attività di messa in sicurezza dei padiglioni. La situazione era drammatica in quanto i tetti erano collabenti, all'interno si erano stratificate materiali provenienti anche dalle intrusioni dell'esterno, e quindi è stata fatta tutta un'operazione di sanificazione e di pulizia molto approfondita, e adesso i padiglioni sono finalmente visitabili. E si guarda ai prossimi step. Stiamo procedendo a un rilievo storico-critico delle superfici, per cui appunto è possibile entrarvi finalmente, e quindi stiamo approfondendo tutta la parte progettuale sulle funzioni, sulle funzionalità che potranno avere queste strutture. Con la crisi legata al Covid rimane alto anche il rischio di infiltrazioni di associazioni criminali a Venezia. Anche la Confartigianato è impegnata in un'attività di monitoraggio del fenomeno, anche se per ora il settore non sembra essere interessato come altri. L'allerta per il pericolo di infiltrazioni della malavita organizzata nel tessuto economico veneziano rimane alta, così come l'attività di monitoraggio delle forze dell'ordine sulle transazioni che stanno avvenendo in città. La crisi delle imprese rappresenta tradizionalmente un'occasione di riciclaggio per le associazioni criminali, favorita dal fatto che lo spettro del fallimento porta diversi imprenditori a vendere o a svendere la propria attività. Noi siamo impegnati da qualche anno a fianco dell'associazione che ha sede a Dolo per l'analisi e lo studio della criminalità nelle imprese, essenzialmente pensando alla realtà del vetro di Murano, che è una realtà potenzialmente appetibile. Quello della Confartigianato Venezia nel centro di documentazione e di inchiesta sulla criminalità organizzata in Veneto è nell'attuale crisi del coronavirus un impegno preventivo, visto che finora in questo settore non si hanno avvisaglie particolarmente preoccupanti. Abbiamo usato particolare attenzione per cercare di capire. Nell'ambito dell'artigianato non ci sembra che ci sia un'attenzione particolare in questa fase, in questo momento di notevole sofferenza. Ciò non toglie che la situazione attuale di Venezia sia tutt'altro che rassicurante. La Guardia di Finanza, ad esempio, ha avviato un monitoraggio dell'aumento esponenziale di nuove attività a Capitale Orientale presenti in città. Il pericolo c'è, una città come Venezia attira l'attenzione di gruppi malavitosi quasi per definizione. Quindi alberghi, bar, ristoranti, attività commerciali. Un tempo, francamente non sono informato se anche oggi le attività legate al trasporto delle persone, taxi, tutto ciò che girava attorno al tronchetto.
I giudici contabili hanno bocciato il progetto presentato dal provveditorato per mettere al sicuro dall'acqua alta Piazza San Marco e la Basilica. Il cantiere avrebbe dovuto iniziare l'11 febbraio, ma questo verdetto rischia di rallentare, se non addirittura fermare l'avvio dei lavori. Il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, è chiaro. La Corte dei Conti ha sollevato delle obiezioni sugli aspetti contabili del progetto varato dall'ex magistrato alle acque, oggi provveditorato alle opere pubbliche, che dovrebbe mettere al sicuro la Basilica e Piazza San Marco. Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco, purtroppo è perentorio. Abbiamo dei danni che crescono, che non si sono fermati all'acqua alta del 12 novembre di oltre un anno fa, ma perché la salsedine che corrode, che continua a corrodere, crea delle scoperte da parte nostra di ulteriori danni a cui dovremmo operare e che si svilupperanno nel tempo, nel medio e nel lungo tempo. I primi interventi avrebbero dovuto partire l'11 febbraio, ma questa sentenza potrebbe farli slittare più in avanti. Per la Basilica il nemico numero 1 resta sempre la salsedine. La preoccupazione è che se non si interviene rapidamente a impedire che arrivi la salsedine dentro la realtà della Basilica, per la Basilica è un disastro, voglio dire. Quindi è importantissimo che venga realizzato quanto prima la messa in sicurezza della Basilica e quindi ci sono delle nostre valutazioni di far sì che la Basilica risponda ai tempi che arriveranno in maniera aggiornata ai primari livelli mondiali. Il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, presenta per noi, dopo l'annuncio dato ieri dalla Biennale, la scelta di Bong Joon-ho, che sarà il regista, appunto, sarà presidente di giuria di Venezia nel prossimo settembre al Lido. Farà un gran bene, ha detto Barbera, dopo Cate Blanchett non potevamo sperare di meglio. Un colpo, dice, per iniziare bene questo 2021, che sarà comunque un anno difficile. La mostra di Venezia in questo caso davvero pesca tra i massimi livelli cinematografici. Sentiamo. Inizia con un colpo da maestro del direttore del festival Alberto Barbera la lunga marcia di avvicinamento alla 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, in programma dall'1 all'11 settembre al Lido. La mostra di Venezia pesca tra gli Oscar. La prima star in arrivo è Bong Joon-ho, presidente di giuria del concorso principale Venezia 78, che Barbera ci presenta così, manifestando tutta la sua gioia per il fatto che il regista coreano abbia accettato la sua proposta e quella della Biennale di Venezia. Bong Joon-ho è il più grande regista coreano, insieme a Park Chan-wook e a Lee Chang-dong. Rispetto ai suoi due colleghi però ha il merito l'anno scorso di aver vinto tutti i premi possibili. La Palma d'Oro al Festival di Cannes col suo ultimo film Parasite, che poi ha stravinto anche agli Oscar, portandosi a casa 4 delle più prestigiose statuette. Fino a qualche anno fa Bong Joon-ho era conosciuto soltanto da una nicchia di spettatori cinefili e frequentatori di festival. Ha diretto alcuni film straordinari che rimarranno nella storia del cinema, come Memorie di un assassino e The Host, che non è mai stato distribuito in Italia. Insomma, una star che tutti volevano sarà in laguna, tutti i giorni su red carpet. Oggi Bong Joon-ho è un beniamino del pubblico internazionale, amato da tutti, conosciuto da tutti, stimato enormemente da spettatori, critici e colleghi, e farà un gran bene a Venezia. Il fatto di averlo con noi nel settembre prossimo. Dopo Cate Blanchett non potevamo sperare di meglio, è un ottimo auspicio per iniziare questo anno di lavoro, un anno probabilmente difficile perché non ci siamo ancora liberati dalla pandemia, ma che affrontiamo con ottimismo e con la certezza che a settembre potremo ritrovarci tutti al Lido per la prossima edizione della Mostra del Cinema. È un augurio naturalmente che condividiamo tutti. Con queste parole noi chiudiamo, vi lascio alla edizione di Treviso del nostro telegiornale e ora alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci.
Benvenuti al Meteo. Sarà una domenica ancora con un tempo tutto sommato stabile, con qualche nube in più, ma sempre con un clima piuttosto freddo. Il dettaglio del 17 gennaio. Sul Veneto la grafica ci mostra un cielo grigio e coperto. La giornata infatti vedrà, come detto, una copertura nuvolosa alquanto diffusa con locali nebbie in pianura al mattino. Nelle ore pomeridiane però non si escludono maggiori schiarite soleggiate. Temperature minime ancora sotto lo zero praticamente su tutte le province, massime invece tra i 2 e i 5 gradi. La situazione risulterà simile anche sul Friuli Venezia e Giulia, anche qui molto nuvoloso, ma senza piogge particolarmente degne di nota. Parentesi più soleggiate sui rilievi. Temperature minime fino a -3 gradi, massime invece sui 4-5 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, nubi basse, vedete cielo coperto al mattino con neve a bassa quota sulle Alpi di confine. Temperature minime intorno ai -5 gradi, massime invece sui 5 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3.